Grazie di essere qui con noi di Hotcorn, complimenti per il film, molto molto divertente. Grazie. E la prima domanda, insomma, è un'affermazione. È chiaro che dopo aver visto il film possiamo finalmente mettere da parte tutte le nostre ansie e tutto il nostro procrastinare. Oui, une dame nous disait ça aussi tout à l'heure, elle nous disait merci, j'ai beaucoup plus È de vero, in tendresse conferenza maintenant stampa una pour, signora ha detto che dopo aver visto il film prova più tenerezza e meno intransigenza nei confronti degli altri. Ed è bello che un film, un'esperienza cinematografica ti consenta di mettere più a fuoco i tuoi difetti, di modificare lo sguardo nei confronti degli altri e di te stesso. Questo è un gran c'est un joli complimento. compliment quand on parle du film comme ça, comme un miroir. In fondo è un'esperienza catartica, La catarsis. perché è un po' uno specchio e ci Personaggio sentiamo prend charge. sollevati perché l'altro si fa carico et di donc, restituirci l'immagine di quello che siamo. Il film è tratto da un libro, lo conoscevate, l'avete letto e poi i vostri personaggi sono, diciamo, vicini di posto. E spesso il personaggio di Adrian si assenta e crea delle fantasie. Ecco, quindi com'è stato da parte vostra interagire, insomma, sia sul set che fuori, in questo scambio di realtà un po' incrociate? Alors oui, j'avais lu le livre. Beh, io il libro l'avevo letto, avevo letto il romanzo, non leggo Excellent. spesso, ma l'ho Je suis trovato surpris, veramente éclaté de rire plusieurs eccellente, fois. scoppiavo Je suis pas un très in grand risate consommateur de alle livres. lacrime Là, vraiment, e il y quando avait ho déjà des avvicinato il exagérations mio dans le livre. personaggio l'ho considerato Comment un rendre réel un personnage de naturalmente livre et de inventati scénario. i ruoli che C'est toujours la même quête à peu près, c'est de partir un peu de soi. Et Et pour mon personnage, par exemple, je pense que quand j'explique les choses aux gens, je suis un peu chiant. C'est exactement ce que j'ai pris pour mon personnage, justement. Un petit peu chiant. Voilà, ça c'était cool. Io non avevo letto il romanzo e quando mi è stato proposto il mio personaggio mi è stata presentata a metà sceneggiatura. Il romanzo l'ho letto poi dopo aver letto interamente la sceneggiatura che aveva già tutte le indicazioni della mise en scène, della regia e La mise en scène, quindi elle ha apparaissait precisato il fatto che io dans avrei l'adaptation guardato du texte, nella macchina avec ses regards face da caméra, presa, c'era avec cette nouvelle tutta articulation una de toutes les una scènes, scansione un peu delle dans scene in disordine rispetto a come erano nel romanzo, ma mi è apparsa in modo evidente in questa sceneggiatura, quindi nell'adattamento che aveva fatto tirare una logica piena di senso e quindi ho capito che era un'occasione per interpretare un ruolo più unico che raro e che non avrei mai potuto perdere un'occasione del genere proprio perché c'era tutta una progressione nel mio personaggio, nello spirito della storia molto molto interessante. Avevo voglia di cimentarmi su un altro terreno di gioco. Certo, potevo pensare che sarebbe stato un incubo, ma invece non lo è stato. È stata un'esperienza molto piacevole e fin dall'inizio sono rimasto estremamente ammirato dalla costruzione della sceneggiatura. Ok, come ultima cosa, Adrian cerca di evitare il discorso al matrimonio e voi invece cosa fate quando volete sfuggire a qualcosa che proprio non volete fare? Io personalmente faccio esattamente come fa Adrian nel film, nel senso che mi immagino tutti gli scenari possibili, dai più felici ai più terribili, quelli veramente da incubo, ed è il motivo per cui penso che sia davvero un film eccellente, perché ci mostra la capacità che ciascuno di noi ha di trovarsi mille scappatoie. Io faccio così e poi le cose le faccio lo stesso, no? Devo fare questo percorso di analisi. Au final le faire quand même. La stessa cosa. No. T'as dit quoi? La même chose. Sì, è vero che io devo, sono che lavora molto di fino e mi accorgo che in una situazione del genere devo cercare di essere meno stressato. È vero anche che molti di noi, e io tra questi, oltre al mio personaggio, abbiamo difficoltà nel vivere nel presente e siamo o ancorati al passato o proiettati nel futuro. Quindi forse se io ho un punto di contatto, un punto in comune con Adriana, nell'essere così cerebrale, nel senso di partire per i miei trip mentali e quindi assentarmi
dalla realtà che sto vivendo in quel momento e infatti vengo richiamata énormément appunto, cérébral. dice, ma dove sei? Et donc d'avoir une imagination, en tout cas, quelque chose qui ne s'arrête pas là-dedans. Et qui parfois me coupe un peu du présent. Et fait que les gens font « Oh, t'es là ?» Pardon, quoi? Voilà, exactement.